Buongiorno e benvenuti alla nostra diretta. Siamo anche oggi in edizione straordinaria per informarvi su quello che sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Come sempre la nostra giornata inizia con quelle che sono le tabelle, i dati, le ultime informazioni disponibili e le vediamo qui nel vostro televisore, nel nostro computer. In questo momento, e vi ricordiamo che questi sono gli ultimi dati disponibili, ovvero quelli di ieri sera, il totale dei casi positivi dall'inizio dell'emergenza in Veneto è di 18.649 persone, sono 31 in più rispetto alla mattinata, perché vi ricordiamo che i dati arrivano ora 2 volte al giorno. I casi attualmente positivi sono infatti 5.979. Il numero dei deceduti, che vale sia per gli ospedali sia per le strutture extraospedaliere, quindi case di riposo e altre situazioni simili, è 1.641. I negativizzati virologici sono 11.029. I soggetti in isolamento domiciliare sono 5.503. Vedete che la tabella è stata lievemente variata rispetto al solito. Vediamo comunque i casi ricoverati in ospedali per acuti, quindi in area non critica e in terapia intensiva, sono rispettivamente 446 e 42. Invece i dimessi dall'inizio dell'emergenza sono 2.953. Per quanto riguarda i decessi, che riguardano solo gli ospedali, dall'inizio dell'emergenza hanno perso la vita nelle strutture ospedaliere venete 1.250 persone. L'altra tabella è quella delle variazioni, quindi le differenze rispetto all'ultima rilevazione. Abbiamo 42 persone ricoverate in meno, il numero delle terapie intensive è sostanzialmente identico e invece il numero delle persone decedute nel corso della giornata di ieri è pari a 7. Nella parte più bassa della tabella vediamo un altro dato importante, ovvero quello che riguarda i casi nelle strutture territoriali trasferiti da ospedali per acuti. Sono tutti gli ospedali di comunità che ci sono in Veneto, potete vedere da Belluno, Agordo fino a Montagnana, nel Padovano, Marostica in provincia di Vicenza. Qui abbiamo in tutto 82 pazienti attualmente positivi. Ricordiamo che sono ospedali che sono stati attrezzati proprio per gestire il post emergenziale, quindi ricevere pazienti comunque ancora positivi ma non più in situazione critica. Sono 210 i dimessi dall'inizio dell'emergenza e i decessi nelle strutture di comunità e territoriali sono 31 dall'inizio dell'emergenza, più 4 e più 1 le variazioni rispetto alla mattina. Questi sono gli ultimi dati che c'erano a disposizione, sono quelli arrivati ieri sera. Ricordiamo che i nuovi dati arriveranno in diretta qui su Rete Veneta e quindi anche nelle vostre case con la conferenza stampa di Luca Zaia, che è prevista come sempre per mezzogiorno e mezzo. Il Presidente della Regione sarà in diretta dalla sede della Protezione Civile di Marghera a mezzogiorno e mezzo per fare il punto della situazione, leggere quelle che sono le tabelle con i dati più aggiornati che poi avremo anche noi e che caricheremo sui nostri social, sia sulla pagina Facebook che sul canale Telegram, così potrete scaricarli e vederli, ma li sentiremo tutti assieme in diretta alle 12:30 qui sul canale 18. È possibile anche vedere la diretta streaming per chi non ha il televisore, perché ha il televisore occupato, per chi abita lontano e magari non può vedere Rete Veneta. Sulla nostra pagina Facebook c'è la diretta streaming, si può vedere tutta la conferenza stampa dall'inizio alla fine. Noi andiamo però adesso a risentire quali sono le ultime novità, ovvero le ultime dichiarazioni del Presidente Zaia sulla situazione, sulle riaperture, su quelle che sono le preoccupazioni, su quelle che sono invece le possibilità per il Veneto. Noi siamo in una situazione assolutamente positiva. Positiva nel senso che abbiamo le curve che vanno verso il basso. È fondamentale che non si cali la guardia. Fatta questa premessa, che dà per scontato l'utilizzo corretto della mascherina e il rispetto delle regole anticontagio, nel suo quotidiano Punto Stampa il Presidente Zaia è tornato sulla questione delle aperture, lanciando un altro messaggio al governo e soprattutto commentando il caso dell'Alto Adige. Ad oggi c'è solo un provvedimento che è una legge del Consiglio regionale della provincia autonoma di Bolzano, che ovviamente è stato fatto dalla provincia autonoma di Bolzano, invocando l'autonomia, invocando tutta una serie di presupposti giuridici, e se volete questo artifizio permette forse di
di aprire un varco per una provincia autonoma, visto e considerato che non è un'ordinanza, quindi non viene impugnata al TAR, ma dovrà andare in Corte Costituzionale. Questo forse è il vero ragionamento da fare. Mi sento costantemente col collega Fedriga e con gli altri colleghi, Totti, Fontana, Bonaccini, insomma tutti quelli che vi vengono in mente, e dico che c'è condivisione rispetto al fatto che il 1° giugno sia una data troppo distante. È indubbio che non possiamo più attendere e chiediamo, o quantomeno io in particolar modo chiedo, che il governo produca un provvedimento che potrebbe essere tranquillamente un DPCM nel quale si dice: si autorizzano le regioni ad aprire sulla base di un piano che vogliamo vedere. È difficile spiegare che un'azienda con 1000 dipendenti può aprire e sta lavorando da settimane e un negoziante che vende magliette in 40 metri quadri non può aprire. È difficile spiegare che delle attività possono avere degli assembramenti anche di centinaia di persone e poi una parrucchiera non può tagliare i capelli e fare l'acconciatura a una signora o a un signore. Allora capite che anche dal punto di vista epidemiologico io vorrei anche delle spiegazioni rispetto a questo. Adesso vedere bistrattati gli artigiani, i negozianti, non lo trovo giusto. Questo dico. Il governo, se c'è, batta un colpo. Il governatore ribadisce ancora una volta l'importanza dell'autonomia per il Veneto. Qui ci vuole il coraggio di riconoscere che l'autonomia è l'unica forma di gestione di questa fase emergenziale. Capisco quella acuta nella quale ci vuole una visione, diciamo, generale, dove tu dici attenzione perché i confini regionali il virus non li conosce. Ma in questa fase deleghiamo le regioni, finiamola con questo retaggio che l'autonomia è sempre un problema. Solo in Italia si ragiona così. Se ci dà l'autonomia il governo, noi ci assumiamo la responsabilità di interfacciare questa autonomia con i pareri sanitari del territorio. Infine il Presidente è tornato sui test sierologici. La sperimentazione sta andando avanti. Il tema clinico, come vi ho detto, è partito uno studio multicentrico che prevede Padova, lo Spallanzani, quindi la dottoressa Del Silvestro e quindi la nostra azienda ospedaliera di Padova, lo Spallanzani il San Matteo, scusate, di Pavia, e poi forse si aggiungeranno anche altre realtà, sarà uno studio multicentrico. Vi dico anche che noi nelle prossime ore, insomma, ore vuol dire un giorno, io ho già visto la bozza della lettera, verrà inviata una lettera a tutti, qui voglio essere chiaro, a tutti coloro che sono guariti dal coronavirus per il famoso prelievo. Però voglio essere chiaro perché deve essere fatta un'analisi poi della qualità della risposta anticorpale, perché al di sotto di una certa soglia il sangue non serve. Quindi si chiede a tutti la disponibilità per costituire questa banca. Questi erano i temi delle ultime dichiarazioni di Luca Zaia. Oggi si aspettano molte novità perché ormai la vicenda delle riaperture, delle necessità di riaprire, avete sentito anche il Presidente che parlava di alcune categorie, è diventata impellente. La bella stagione, la fine del lockdown per gran parte delle attività produttive impone scelte anche drastiche, difficili e complicate, soprattutto in questo momento per quelli che invece sono gli esercizi commerciali e anche gli esercenti. Quindi siamo in attesa di novità. Sappiamo che alcuni sindaci hanno già deciso di firmare delle ordinanze per consentire ai loro cittadini di mantenere aperte attività come parrucchieri, estetiste, barbieri anche di notte e 7 giorni su 7, in modo da poter diluire le presenze dei clienti, di poter recuperare quello che è stato perso durante questi mesi di grande difficoltà. Vedremo anche queste novità più tardi. Ora invece andiamo a sentire, perché è molto importante, l'appello del virologo Andrea Crisanti su quello che è necessario fare ora per evitare di tornare indietro. Prosegue l'attività dell'università e dell'azienda ospedaliera sul fronte della ricerca e dello studio del coronavirus. Punto di riferimento per la regione rimane il professor Crisanti, che cita Padova come esempio di educazione civica, ma critica anche, senza mezzi termini, la situazione di altre realtà e si dice indignato del comportamento di alcuni italiani. Altre città dove si vede gente affollata senza mascherine. Guardi, ecco, io voglio dire a queste persone, noi abbiamo lavorato giorno e notte per arrivare a questo punto. È veramente un delitto sprecare il lavoro fatto
fatto e il punto in cui siamo stati. Ecco, questo è il messaggio che voglio dare. C'è poi l'ipotesi che circola in queste ore che già nell'ottobre scorso qualcuno fosse stato colpito da Covid a Wuhan, in Cina, la città simbolo dell'epidemia. Un'ipotesi basata anche sul racconto dello schermidore trevigiano Matteo Tagliariol, che aveva affermato di aver avuto sintomi compatibili durante i mondiali militari. È anche vero che Tagliariol era poi guarito e non si era sottoposto ad esami specifici. Crisanti spiega che Padova è centro di riferimento veneto dell'influenza e che sono stati rianalizzati i tamponi archiviati da ottobre a marzo, il periodo dell'epidemia di influenza. Li abbiamo praticamente ritestati tutti retrospettivamente per verificare se c'era qualcuno che c'era sfuggito che era infetto al coronavirus. Questa analisi non ha dato nessun risultato positivo finora, quindi a Padova e nella regione Veneto, di cui noi siamo il centro di riferimento, l'inizio di novembre fino a gennaio, analizzando retrospettivamente tutti i campioni che erano arrivati come diagnosi influenza, non abbiamo trovato nessun caso di coronavirus. Quanto all'ipotesi di apertura differenziata da regione a regione, Crisanti, anche senza affermarlo specificamente, si dice in sostanza favorevole, ma per motivazioni strettamente scientifiche. La riapertura deve essere fatta su base del rischio, non è che è molto semplice. Un'apertura indifferenziata significa che non è stato calcolato il rischio. Ecco, questo penso di averle dato una risposta. La scienza si basa su misure, quindi se non ci sono misure è chiaro che sono contrario. Restiamo in ambito sanitario perché avete visto prima la tabella con tutti gli ospedali del Veneto e sappiamo che in alcune aree come quelle di montagna le strutture ospedaliere hanno un'importanza ancora maggiore per cittadini che invece trovandole chiuse dovrebbero fare molti chilometri in più per avere le prestazioni sanitarie ma anche di emergenza. Sentiamo su questo argomento cosa ci ha detto il sindaco di Asiago. La direzione generale ha riattivato i ricoveri della medicina. Il passaggio ad una graduale riattivazione di tutto l'ospedale non può prescindere dall'apertura dei laboratori, almeno quello di ostetricia e ginecologia, in una fase di riavvio anche del nostro punto nascita. Per questo ho richiesto al direttore generale di mettere a disposizione ostetriche e ginecologi presso il nostro ospedale per poter dare una continuità assistenziale alle molte partorienti dell'altopiano in questo momento. Ho richiesto altresì la riattivazione della pediatria con la presenza di un pediatra almeno presso il pronto soccorso in orario diurno. Su questo abbiamo ottenuto importanti aperture da parte del commissario Simoni, che ringrazio per l'impegno e l'attenzione verso il nostro ospedale, che tuttavia deve essere continuamente monitorato e deve esservi una presenza fissa di carattere dirigenziale per poter superare anche le molte criticità. Questa era la voce del sindaco di Asiago che parlava dell'ospedale dell'Altopiano, ma la situazione è molto simile in tutte le zone di montagna dove la situazione di emergenza creata dal coronavirus rischia di influire negativamente sullo spopolamento e sui problemi che la montagna veneta vive ogni giorno ormai da molto tempo. Noi ora facciamo una brevissima pausa, ci vediamo qui fra poco. Buongiorno, bentornati alla nostra diretta. Siamo ancora in edizione straordinaria per informarvi su quello che sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Come sapete, fra pochissimo, fra meno di mezz'ora, ci sarà la conferenza stampa del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Avremo tutti i nuovi dati sull'emergenza coronavirus, sul versante sanitario dell'emergenza coronavirus. Avremo anche molte altre novità di carattere gestionale, se così si può dire, di questa situazione, quello che ci aspetta, quello che la Regione ha intenzione e può fare per andare incontro alle esigenze di molte fasce della popolazione, sia di cittadini che del commercio, perché ormai diciamo che il tempo stringe, la gente fa fatica sia a sopportare ancora queste chiusure, sia a sopportare una chiusura prolungata dell'attività. Sono moltissime le categorie in difficoltà che chiedono attenzione ormai da molti giorni. Noi parliamo ancora di sanità con la nostra Valentina Visentin, che è in collegamento Skype in questo momento da Padova, perché ha novità importanti che arrivano da Vo, dove si sta svolgendo un importantissimo nuovo giro di tamponi per questa indagine epidemiologica che servirà a livello internazionale. Valentina, ti vediamo, tu ci vedi e ci senti.
Con Skype sembra un po' il terno all'otto, ma ormai vedo che siamo fortunati in questi giorni. Allora, avvertiamo i nostri telespettatori, Valentina è senza mascherina perché è nel giardino. La mascherina è qui con me, io sono da sola nel giardino della nostra redazione, quindi è sempre bene precisare questa cosa. Sono da sola e quindi posso stare senza mascherina, poi appena rientro in redazione la mascherina è subito qui davanti a me. Dicevamo oggi è una giornata importante, ce l'ha detto anche il sindaco di Vo, Giuliano Martini, perché Vo, comune simbolo, primo cluster veneto di coronavirus, quindi quando tutto scoppiò il 21 febbraio scorso cominciò proprio da Vo, ebbene a Vo è rimasta solo una persona positiva che piano piano si sta negativizzando, quindi il paese presto potrebbe diventare, usiamo un termine inglese, covid free, libero dal covid. Il sindaco è contentissimo, ha detto ovviamente non si faranno feste, ma ognuno dei suoi cittadini brinderà con una bottiglia dei Colli Euganei per festeggiare in casa questo risultato. Quindi grazie al tamponamento di tutta la popolazione che si è sottoposta ad un primo test obbligatorio voluto dal presidente Zaia, e grazie all'intuizione del virologo Andrea Crisanti, che ha visto nella possibilità di tamponare, possiamo utilizzare in maniera questo verbo, tutta la popolazione per capire l'andamento del virus. Quindi c'è stato il primo test subito a febbraio, un ulteriore test dopo la chiusura con il cordone sanitario dopo 15 giorni, ed ora questo nuovo test che si è appena concluso con l'esame del sangue della popolazione su base volontaria, che ha visto partecipare non solo gli adulti ma anche tanti bambini che si sono messi a disposizione per farsi un prelievo del sangue, cosa non semplice per un bambino, però l'hanno fatto volentieri, quindi il sindaco ne è anche molto orgoglioso, e quindi Vo adesso sta partecipando a questo grande studio per capire l'evoluzione del coronavirus. Ebbene a Vo, grazie a queste misure di contenimento, il virus è quasi scomparso, c'è solo questa persona che è attualmente positiva, ma che insomma sta guarendo. Bene Valentina, questa è la buona notizia. E in 24 ore, nelle scorse 24 ore, in tutta la provincia di Padova ci sono stati solo 4 nuovi contagi, ma il dato più significativo è quello che non ci sono stati aumenti nelle terapie di ricoveri, nelle terapie intensive, che invece si stanno piano piano svuotando. Benissimo Valentina, questa era una notizia davvero importante, e fra poco vedremo il servizio su Vo, ma a Padova succede anche altro, ci sono iniziative di solidarietà, ci sono anche delle scelte importanti da parte dell'amministrazione pubblica per andare incontro alle esigenze di alcuni settori fondamentali del commercio padovano. Infatti una delle categorie più colpite a livello economico da questa emergenza sanitaria è quella dei baristi e dei ristoratori. Assistiamo oggi ad una iniziativa di solidarietà che arriva dai ristoratori dei Colli Euganei con le tavole tauriliane, che si sono messe a disposizione dei più bisognosi, e questa mattina hanno cucinato dei pasti per gli ospiti delle cucine popolari. Dall'altro lato però ci servono anche delle misure da parte dei comuni per tutelare questi esercenti, in particolare quelli del centro storico di Padova, dove sappiamo che con le nuove misure e restrizioni di distanziamento sociale verranno penalizzati chi magari ha un plateatico troppo stretto. Ebbene, il comune di Padova ha annunciato delle misure importanti per quanto riguarda i plateatici. Ovviamente si attende prima di conoscere quali saranno le disposizioni del governo, ma intanto il comune di Padova sta studiando delle misure. In particolare l'assessore Bressa ha previsto un aumento, cioè i baristi, secondo questo studio, potranno aumentare il plateatico senza dover pagare ulteriori imposte o senza doverlo denunciare al comune, ovviamente tenendo sempre in considerazione le necessità di passaggio del traffico, del passaggio pedonale e anche delle proprietà private. Quindi si potranno allargare i plateatici proprio per venire incontro a una maggiore necessità di distanziamento sociale, e per altri invece che non potranno allargarsi per motivi proprio fisici perché non ce n'è lo spazio, ci sarà una riduzione o addirittura l'annullamento della COSAP
l'IRAP, che è la tassa, l'imposta comunale per l'occupazione del suolo pubblico. Sono tutte misure appunto che il Comune sta cercando di mettere in campo e che verranno poi maggiormente delineate, intanto sono state annunciate, ma verranno delineate con più precisione quando il governo metterà in campo le misure, anche perché si spera in un anticipo della riapertura di bar e ristoranti che attualmente è prevista per il 1° giugno, ma si spera che venga anticipata al 18 maggio. Intanto ovviamente si continua con le attività di asporto e di consegna a domicilio. Un altro aspetto: oggi è sabato, giornata ovviamente di mercati anche in Prato della Valle, e c'è una bellissima giornata di sole. L'invito ai padovani di mantenere sempre le distanze di sicurezza, perché in Prato della Valle c'erano alcune code per quanto riguarda l'acquisto di fiori. Domani è anche la festa della mamma, quindi insomma tanti hanno deciso di acquistare piante e fiori. L'invito che si rivolge ai padovani è che comunque anche in una giornata in cui c'è maggiore affluenza, perché ovviamente la gente è a casa dal lavoro, di mantenere sempre le distanze di sicurezza per andare al mercato. Ringraziamo Valentina Visentin per il punto da Padova, molte notizie interessanti. Valentina, non esitate a richiamarci se ci saranno novità anche di cronaca importanti, noi siamo qui per informare i nostri cittadini. Ecco, vediamo Valentina che si rimette la mascherina, buon lavoro. Torniamo in studio, andiamo allora a vedere il servizio che la nostra redazione di Padova ha confezionato per spiegarci cosa sta succedendo a Vo e soprattutto questa buona notizia dal primo comune zona rossa del Veneto. Da paese simbolo di un'emergenza sanitaria che ha stravolto il mondo, primo cluster veneto, ad esempio virtuoso di come il contagio si possa contenere. Vo Euganeo dopo quasi 3 mesi vede la luce fuori dal tunnel. Nel piccolo comune dei Colli Euganei è rimasto solo un positivo e poi sarà finalmente Covid free. Il risultato di uno screening importante, anzi di due screening importanti che hanno permesso di azzerare il numero di positivi a Vo. La chiusura delle 2 settimane attraverso il cordone sanitario ha fatto maturare a Vo e ai cittadini di Vo un grande senso di responsabilità, unita tra l'altro alla volontà di recuperare quell'immagine iniziale di Vo che non era sicuramente positiva. Grazie alla decisione del governatore Luca Zaia e alla geniale intuizione del virologo Andrea Crisanti, l'intero comune il 22 febbraio venne sottoposto a tampone e poi nuovamente decise di sottoporsi ad un secondo screening che provò l'efficienza dell'aver isolato e scovato i positivi asintomatici. Solo così i contagi vennero limitati a 88 persone e solo 3 i decessi. Quando anche l'ultimo positivo si negativizzerà, non ci saranno feste in paese, ma ognuno brinderà in casa al successo con il vino dei Colli Euganei. Stapperemo 3.200, una bottiglia per ogni abitante. Il sindaco Giuliano Martini, farmacista del paese, è orgoglioso dei suoi concittadini che ringrazia di cuore per l'esempio dato al mondo intero. Un grazie particolare va ai bambini che si sono sottoposti anche al 3° esame, quello del sangue, piccoli volontari ma con un grande senso di responsabilità. Un ringraziamento a tutti i bambini e tutti i genitori che con un senso proprio ma anche di ringraziamento nei confronti degli operatori della sanità veneta, che ha permesso di salvare molte vite umane. E direi che molti bambini di Vo molti di loro hanno ancora i nonni, perché sicuramente se questo non fosse stato fatto, se i 2 screening non fossero stati fatti, piangerebbero sicuramente qualche nonno in più. È un senso di riconoscenza reciproco, un senso di gratitudine. Abbiamo sentito Giuliano Martini, sindaco di Vo, come sempre la sua esperienza, lui è un farmacista, è il farmacista del suo paese, unita alla sensibilità umana e alle capacità di sindaco, lo rendono capace di spiegare una situazione complicata come quella di Vo sotto tutti gli aspetti. Noi abbiamo avuto la fortuna di averlo qui ospite, naturalmente virtuale, molte volte, e molte altre volte lo sentiremo, perché Vo è diventato ormai un punto di riferimento internazionale per lo studio del coronavirus. Noi chiudiamo per un attimo la pagina prettamente sanitaria, andiamo a vedere la situazione del commercio. Sentiamo le ultime novità dal centro storico di Vicenza. Io vorrei chiedere a tutti industriali, Berlusconi, Mediaset, Parmalat,
Agnelli, tutti i grandi industriali. Dateci una mano a noi piccoli artigiani, non solo alla sanità, sì che è giusto, ma ci siamo anche noi. Con il vostro contributo possiamo aiutare tanti commercianti che sono in difficoltà, hanno delle famiglie, non arrivano fine mese. Io dico a tutti i grandi industriali: dateci una mano. Proposte come questa di Paolo, il fornaio di Corso Fogazzaro, lanciata attraverso Rete Veneta, sono l'espressione di quanto sia difficile e preoccupante questa fase 2 per gli esercenti. Dopo la plateale consegna delle chiavi all'amministrazione comunale, solo ieri l'annuncio di una nuova associazione che tenta di suggerire soluzioni concrete per sopravvivere ai rigidi provvedimenti antivirus e quindi di poter continuare a pagare le tasse. Il takeaway è una formula in questo momento troppo precaria. Una delle problematiche nell'immediato futuro sarà capire come gestire i tavolini. Come riaprire è semplicissimo, perché io punto sempre sul buonsenso di noi, sia attività commerciali che il buonsenso dei clienti. Posto che la totale sicurezza non esiste, se no uno si chiude in casa, come si dice, anziché di virus muore di fame. Abbiamo realtà diverse, eterogenee, e proprio per questo stiamo chiedendo un appoggio alle istituzioni. Queste erano alcune delle istanze che il settore del commercio, che gli esercenti, quindi bar, ristoranti, artigiani, negozi dei nostri centri storici pongono a chi governa per poter ricominciare prima possibile a respirare dopo mesi di grande difficoltà. Avevamo sentito poco prima la nostra Valentina Visettin da Padova che ci annunciava un provvedimento del comune appunto padovano per andare incontro alle esigenze dei bar, ed ecco l'intervista all'assessore al commercio Bressa. Possibilità di allargare il plateatico, ovvero la propria area di occupazione pubblica, senza richiesta preventiva di autorizzazione, ma in automatico, presentando poi a posteriori la planimetria che definisce le modalità del proprio ampliamento, pur mantenendo ovviamente alcuni paletti per assicurare la fruizione stradale e pedonale degli spazi pubblici e il rispetto delle proprietà private, sconti o addirittura azzeramento della COSAP, l'imposta di occupazione del suolo pubblico. Sono queste le due idee su cui sta lavorando l'assessorato al commercio del comune di Padova per venire incontro a baristi e ristoratori del centro storico profondamente segnati economicamente dall'emergenza coronavirus. Il comune attende le linee guida che il governo sta approntando in questi giorni, sperando che l'apertura dei locali venga anticipata al 18 maggio anziché al 1 giugno come inizialmente stabilito dal DPCM governativo. La percentuale di allargamento dei plateatici infatti potrà essere definita solo quando il governo presenterà ufficialmente le regole per il distanziamento sociale nei pubblici esercizi, in modo da fare un calcolo proporzionale allo spazio perso. Lo spazio in più il comune invece lo concederà gratis. Per chi invece non potrà allargarsi per questioni oggettive di spazi, l'idea è quella di offrire uno sconto sulla COSAP. Se lo spazio necessario non può essere recuperato, allora il comune sconterà quello già concesso. Inoltre, se il governo darà le necessarie coperture al bilancio del comune, l'amministrazione sarebbe pronta anche all'azzeramento dell'imposta per tutto l'anno. Naturalmente, anche per chi non ha concessioni di suolo pubblico ci saranno semplificazioni. Questa era la situazione di Padova, ma sappiamo che quasi tutte le grandi città e piccole città, anche quelle turistiche del Veneto, si stanno attrezzando con provvedimenti simili per andare incontro alle istanze di tutto un comparto che non può più sopportare di rimanere senza clienti. Naturalmente, questo lo dicono tutti ormai da giorni, il take away è solo un pannicello caldo, possiamo dire, per una situazione davvero gravissima, quindi la soluzione è la riapertura. Questo è quello che chiedono i commercianti, con tutte le precauzioni del caso, per poter evitare di tornare indietro dal punto di vista sanitario con l'emergenza coronavirus. Vedremo nelle prossime ore cosa accadrà, vedremo se arriveranno provvedimenti dalla Regione, dai Comuni, dal Governo per tutto questo comparto. Per ora però facciamo una breve pausa, torniamo fra poco perché fra 10 minuti arriva anche Luca Zaia. Buongiorno, bentornati alla nostra diretta. Siamo in edizione straordinaria anche oggi per informarvi su quello che sta succedendo in Veneto con l'emergenza
coronavirus. Noi siamo già collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove arriverà fra pochi minuti il Presidente del Veneto Luca Zaia. Naturalmente questo non è Luca Zaia, e per la conferenza stampa con tutti i dati, tutte le informazioni sull'emergenza, sulla situazione degli ospedali in Veneto, sulla situazione dei positivi, delle terapie intensive, tutto quello che c'è da sapere su questo frangente. Prima di andare a vedere la diretta di Luca Zaia, vi leggiamo un lancio di agenzia che è arrivato poco fa e riguarda il lavoro, perché l'analisi dell'Osservatorio di Veneto Lavoro sul bimestre febbraio-aprile 2020, quindi i mesi iniziali dell'emergenza coronavirus, raffrontata a quella del corrispondente periodo del 2019, riferisce che sono più di 60.000 in meno gli occupati a termine, tra mancate assunzioni e posti di lavoro effettivamente persi nella nostra regione. Nel periodo affrontato il numero di occupati con contratti di lavoro a tempo determinato di apprendistato o intermittente è diminuito di circa il 10%, passando da 256.000 a 232.000. Se una piccola parte di loro è transitata verso altre forme contrattuali, fa sapere una nota della Regione, anche a tempo indeterminato, molti sono rimasti senza lavoro. Rispetto allo scorso anno sono sensibilmente diminuiti anche i nuovi occupati. Sono 22.815 nel bimestre febbraio-aprile contro i 64.000 dello stesso periodo del 2019. Questi sono dati che sono stati forniti da una nota diffusa dall'assessore al lavoro Emanuela Donazzan, e sono dati molto gravi, anche perché ci ricordiamo che l'emergenza è scattata il 21 febbraio con il primo caso, quindi questi dati riguardano solo in parte il periodo veramente emergenziale di quello che è accaduto in Veneto con il coronavirus. È plausibile pensare che i dati di aprile intero e dell'inizio di maggio e di marzo siano addirittura peggiori, quindi cercheremo poi di approfondire anche questo tema, sentiremo anche l'assessore poi nel pomeriggio per eventuali dichiarazioni, una situazione molto, molto grave, ma l'abbiamo sentito dai commercianti, dagli imprenditori, da tutte le categorie economiche sia produttive che del dettaglio del Veneto. La situazione è molto molto grave. Stanno arrivando tantissimi provvedimenti da parte dei comuni che cercano di andare incontro a queste esigenze, però sarà difficile uscirne se non arriveranno invece provvedimenti importanti anche dal governo, ma pare che ormai sia ormai pronto anche il famoso decreto aprile, che siamo a maggio, insomma slittato di qualche giorno. Vedremo cosa succederà anche in questo settore. Noi fra un paio di minuti saremo in diretta, lo siamo già effettivamente, ma avremo Luca Zaia seduto davanti alla solita selva di microfoni che lo aspetta ogni giorno, perché vengano date tutte le informazioni dell'emergenza coronavirus. Abbiamo detto i dati, la situazione sanitaria, quelli che sono gli ospedali, le terapie intensive, anche i nuovi nati, perché sappiamo che Zaia fornisce ogni giorno il numero dei nuovi nati in Veneto nel giorno precedente, e naturalmente attendiamo novità per i provvedimenti, per le riaperture, se ci saranno anticipi. Si parlava di una proposta da mandare al governo, naturalmente sull'onda di quelle decise dalla provincia autonoma di Bolzano e dal Friuli, che come amministrazioni autonome possono fare scelte che invece il Veneto non può ancora, speriamo, diciamo ancora, perché si spera che l'autonomia prima o poi arrivi anche per questa regione, che il Veneto non può fare. Quindi anche in questo caso, e molti politici lo sottolineano, l'autonomia avrebbe forse permesso alla nostra regione di muoversi un po' più liberamente, passateci il termine. Ma vi lasciamo a Luca Zaia. Bianca Lavigna, 2 anni. Buongiorno. Bianca Lavigna, 2 anni. Ho trovato questo disegno. Eccole qua, che le salutiamo. Buongiorno. Buongiorno. Cioè lì abbiamo un'autentica tragedia con gli asili. So che l'assessore vi ha incontrato stamattina, mi ha detto, no? E
lì c'è tutto il tema. Da un lato abbiamo il problema delle famiglie che con l'apertura, ne approfitto visto che ci siete, che con l'apertura delle aziende abbiamo avuto 1.200.000 lavoratori che sono usciti di casa per andare a lavorare lunedì 4 e ovviamente sono anche i bimbi, i minori da accudire, no? Tutti coloro che comunque hanno bisogno di assistenza, e dall'altro la difficoltà anche finanziaria di queste strutture, per cui noi adesso abbiamo un piano anche per intervenire. Da un lato ci serve la possibilità che venga data chiaramente un'espressione di natura scientifica e quindi dal Comitato Tecnico Scientifico che ci autorizzi a fare. Dopodiché l'altro tema dei soldi lo risolviamo, ma bisogna comunque prendere in mano questa situazione. Vi ricordo che in Veneto il tema dei bimbi e degli asili è un tema complicato, perché si pensi solo che 90.000 bimbi vanno nelle scuole paritarie, cioè gli asili le scuole religiose, e questo è un fronte. Poi ci sono tutte le scuole di 0-6 anni, le scuole dell'infanzia pubbliche, e quindi in tutto questo contesto penso che un po' siano state dimenticate queste realtà. E di certo non da noi, però siamo qua, siamo a disposizione, cerchiamo di tenere un canale aperto, insomma so che ce l'avete con l'assessore, quindi benvenute, accomodatevi e seguite la conferenza. Un saluto ovviamente a tutti i presenti, cerco di andare veloce e saluto anche tutti coloro che sono collegati. Vi dico che siamo arrivati a 432.000 tamponi, ne abbiamo 10.441. Salutiamo anche la TV che oggi ci ha fatto vedere, CBS, no? CBS. Salutiamo e ci fa piacere di ospitarli qui, quindi grazie per essere venuti oggi. Sono, come dicevo prima, 432.000 tamponi, 10.000 in più rispetto a ieri. Abbiamo le persone in isolamento, sono 5.163 persone in isolamento, sono 340 in meno rispetto a ieri, cioè sta calando anche l'isolamento. Abbiamo il numero dei positivi in Veneto è di 18.671, sono esattamente 53 più di ieri, non sono numeri che ci preoccupano, cioè 53 nuovi positivi, e in alcuni casi si parla di infezioni in contesti nei quali c'erano dei focolai pregressi. I ricoverati sono 822. Voi avete in mano un nuovo bollettino, io ho voluto continuare con i numeri di sempre, sono 88 in meno rispetto a ieri, quindi 8,22 sono 88 in meno rispetto a ieri. Gli 8,22 sono così suddivisi, 309 si sono negativizzati, 435 sono positivi. Per le modalità dei bollettini oggi dovrei dirvi non 8,22 ma dovrei dirvi 435. Le terapie intensive sono 78, di cui negativizzati 38, in teoria io dovrei scrivervi 40 oggi. Comunque 78 sta calando, meno 1 rispetto a ieri. I dimessi sono 2.960, sono 78 in più rispetto a ieri. I morti sono 1.252, sono più 9 rispetto a ieri, più il totale quant'è? Per favore. Vediamo anche il totale generale. Guardate, anche sui morti, io vorrei, con tutto il rispetto che ci vuole quando si parla di persone che hanno perso la vita, 1.643 sono i morti totali, ma poi trovate tutto nel bollettino. Vi volevo dire che è fondamentale ricordare che i morti che noi diamo sono morti classificati in base alle linee guida che ci hanno dato, quindi non è che si fa magheggi con i numeri dei morti, cioè questi sono i dati, questi sono le linee guida, tanto è vero che le hanno cambiate e ci dicono che i ricoverati che si sono negativizzati non vanno più conteggiati secondo le linee guida, quindi noi ci ritroviamo di fatto un bollettino che è dimezzato, le 79 terapie intensive oggi sono 40 per il bollettino nazionale, quindi stasera vedrete la Protezione Civile Nazionale che dirà 40 in terapia intensiva. Lo dico ai più distratti, non voi, qualche collega distratto ce l'avete, che dirà, ma Zaia aveva detto 79, allora i 40, cioè, se legge le istruzioni prima dell'uso, insomma, come si dice.
Guardate, prima di parlare di due bimbi che ci hanno mandato delle donazioni, vorrei dirvi che stiamo ricevendo tante fotografie, ma tante, di persone che non utilizzano la mascherina. Io penso che deve essere chiaro per tutti che se non si utilizza la mascherina il rischio di ricontagio e di riapertura dei focolai è alto. Rischiamo da un lato di tornare indietro e quindi ripresentare le restrizioni e quindi le quarantene e richiuderci in casa. Dall'altro rischiamo di dar ragione a quelli che dicono che non bisogna aprire. E io penso che sia un impegno che si chiede, che è minimale, quello di portare una mascherina, non è che si chiede a uno di farsi tagliare un braccio, stiamo chiedendo di portare la mascherina. Quindi l'appello a tutti di fare azione di squadra, cioè a noi arrivano delle immagini di persone che sono al supermercato con la mascherina o al collo, addirittura non ce l'hanno. Io vorrei ricordare ai gestori che se si ritrovano qualche cliente irresponsabile lo devono lasciare fuori dal punto vendita, perché nei punti vendita è obbligatorio l'uso della mascherina. Sono arrivate delle foto dell'imbarcadero del Cavallino stamattina. Cioè, io capisco che c'è una bella giornata, ci si imbarca e ben venga, ci mancherebbe, ma bisogna utilizzare la mascherina. Allora, alla luce di tutto questo, vi ricordo ancora una volta l'utilizzo del presidio, è fondamentale, è fondamentale. Non dite che poi non l'avevo detto, perché io parteggio per i veneti, sono colui che pensa che si debba riaprire, lo dobbiamo fare in sicurezza, dobbiamo convivere con questa fase importante, però se abbiamo una ricaduta, è ricaduta purtroppo per tutti, non per pochi. Cioè bisogna richiudere, e sarebbe una tragedia dal punto di vista economico, perché vorrebbe dire richiudere tutte le attività. Per quanto riguarda le attività, io spero che in queste ore il governo si decida di dire qualcosa. Guardate, se avessero deciso di non reiterare, non ripresentare più DPCM, quindi nuovi decreti dal 18, quindi in teoria aprire tutto dal 18, è fondamentale che lo si dica ai cittadini. Non possiamo il 17 sera o il 18 dire le parrucchiere e i ristoranti, i bar o le attività commerciali aprono domani mattina, perché non funziona così. Allora veramente appello che faccio io, che si apra, ma in maniera ovviamente programmata, in maniera tale che tutti noi ci sappiamo organizzare. Anche noi abbiamo un problema, che è quello dei servizi della prevenzione, che devono essere organizzati per nuove aperture. Spero poi che le linee guida siano ragionevoli, che non ci sia qualcuno che applica la sua vena creativa per complicare la vita ai cittadini. La messa in sicurezza è una roba seria, ma deve passare anche a un livello di sostenibilità. Leggo da qualche parte che qualcuno parla di mettere un tavolo ogni 4 metri. Se lo mette a casa sua il tavolo ogni 4 metri, ma non in un ristorante, vuol dire chiudere tutti i ristoranti. Allora dobbiamo capire anche una roba, che un discorso è l'esercizio scientifico, un discorso è la vita reale, che è un'altra roba. Ah boh? Perché se dovessimo mettere in sicurezza la vita dei cittadini, dovremmo dire a tutti girate scafandrati, con lo scafandro, ma non solo per il coronavirus, per qualsiasi roba. C'è sempre il pericolo di un'epatite, di una tubercolosi, di qualsiasi malattia infettiva. Vabbè, ma penso che non ci siano queste indicazioni nella società, no? Ci sono ancora quelli che si ammalano di influenze, di malattie infettive, non è che va bene così, però dico anche che bisogna vivere. Prima di passare le parole vi volevo dire, c'è una roba simpatica. Mi scrive il presidente Denis Martignago della banda di Maser. Maser è una banda musicale e sono tutti bimbi, dai 9 i ragazzi ai 15 anni. E loro hanno una procedura che quando fanno le prove, penso un paio di volte alla settimana, chi dimentica lo spartito a casa deve pagare un pegno, una multina di €1. E insomma ci hanno mandato tutte le loro multe, quindi tutto il raccolto delle multe, e lo dimenticano spesso lo spartito a casa. E quindi grazie alla banda di Maser, al presidente Martignago, e salutiamo anche tutti coloro che, ragazzi e ragazze che sono della banda. Poi c'è la scuola, la classe quinta primaria G. Marconi Molvena di Colcerasa ci ha dato, pensate, Ceresa, sì, scusa.
perché c'è un'azienda nel mio paese che si chiama Cerasa. Colceresa e Molvena di Colceresa, 450 euro donati e praticamente sono dati i soldi della gita scolastica e ci hanno fatto anche un disegno, questo entrerà nella mostra famosa. Siamo sempre oltre 157 milioni di euro di raccolta e poi c'è una bimba, Giulia Rossi, classe prima di Semonzo, che ha fatto, insomma, ci ha mandato un po' di disegni e quindi continuiamo a ringraziare tutti questi ragazzi. Domani vi darò notizie sui pulcini. Quanti sono? Come uno? 11. Ah, 11. Ne sono nati 11. E domani ve li porteremo qui in anteprima a vedere. E adesso sono sotto la chioccia, come si chiama? Chioccia artificiale, e sono usciti dall'incubatrice. Sono terribili perché il core in magna e fanno anche tutto il resto in maniera importante, però sono belli, molto belli, quindi complimenti a Damiano e Ivan che ci hanno regalato le uova. Domande ragazzi? Sì. Andiamo sempre da sinistra verso destra, Filippo, si prenota Emiliano, Polis. Sì, Presidente, buongiorno. Ci segnalano, se posso intervenire. No, sì, scusa, pensavo, mandatemi qui il cartello per favore, lo metto qua, così lo vedono anche. Scusami Filippo, un secondo solo. No, stavo pensando, non ha senso lasciarlo lì. No, non ho neanche letto, quindi se è anche contro di me mettiamolo lì lo stesso. Guarda, se lo appoggiamo qui. No, io non l'ho letto, cosa c'è scritto? Asili nido 40%, scuole dell'infanzia, un terzo privati, sicuri accade che possiamo lasciarli fallire? Punto di domanda. Beh, si vede, filmatelo. Prego. Ci segnalano da più parti un problema che insomma potrebbe avere un qualche rilievo. Non si trovano le mascherine. Io l'avevo detto. Voglio dire, ce lo segnalano da varie città, ultima Padova, dove ci dicono che non sono sparite dappertutto. La gente che vuole comprarle non sa che cosa fare. Penso che io ve lo sto dicendo da quanto? Ve lo stia dicendo da quanto? Un mese e mezzo? Che sarebbe accaduto questo? Quante volte vi ho detto che bisognava ritirare l'ordinanza? Ogni giorno? Boh, chiaro? Dopo è sempre qui che si distrae, però io lo sto dicendo penso almeno da un mese e mezzo, ma l'ho visto subito il problema. Se noi non liberalizziamo, nel momento in cui io riesco a comprare 24 milioni e mezzo di mascherine, perché quelle 6 mesi di mascherine abbiamo comprato di fabbisogno, vuol dire che ci sono sul mercato, no? E quindi se ci sono sul mercato, per farle arrivare a tutti bisogna revocare l'ordinanza, prima roba. Seconda roba c'è il tema del prezzo che va, ovviamente anche quello è un problema. Cioè il prezzo prestabilito blocca indirettamente le importazioni perché a 50 centesimi nessuno le va più a comprare. Cioè a 50 centesimi di prezzo fissato per la vendita, lo chiedete al dottore farmacista qui a fianco, dice io non le importo più, non le vado più a comprare perché a me, io trovo farmacisti e mi dicono le vendo al costo mio di 90 centesimi. Me le smercio così, ma 90 centesimi sono 40 centesimi in più rispetto al prezzo fissato per ordinanza. Quindi è un problema reale. Io posso fare una roba, dire a Franceschi che ne faccia ancora, cioè, no? Però le mascherine... No, nel senso che, voglio dire, se diventa un problema di massa, proprio alla luce di quello che ha detto, cioè della indispensabilità di adottare questi dispositivi, se scarseggiano, se non si trovano, insomma... È un problema. Ma guardate, cioè, più di dirlo, ce l'ho detto in tutte le lingue, in tutte le salse, mi sono preso anche di quello che fa polemiche, sta esattamente accadendo quello che ho detto. Ivana Goldi, PGR, scusa se non te l'ho visto, ma la colonna è impedita. No, posso solo perché ho sentito male prima i dati di quanti soldi sono stati raccolti. 57 milioni 130 mila euro. E spesi invece? Spesi? No, ce l'abbiamo tutti. Ah, bene, questi sono tutti lì fermi e abbiamo speso oltre 100 milioni di euro. Sì, di più poi con le assunzioni. 92 milioni erano sì. Poi abbiamo 1 migliaio di persone assunte e abbiamo speso. Ma assunte soprattutto dove?
Prego? Assunte soprattutto dove? In tutti gli ospedali? Cioè tra medici, infermieri? Sì. Abbiamo la distinta anche se Sì, la vuoi magari. dire. Allora, dopo per agevolare tutti dividiamo una distinta. Sugli assunti mettiamo anche i 35 milioni l'anno la spesa del personale. E allora, scusa, ma non vedo nulla, non vorrei saltare qualcuno. C'era questo collega qui. No, sono qua. Ah, sì, qua, scusa. Beppe Castellano, periodico Avis regionale Veneto. Buongiorno. Lei ha istituito la banca del plasma invitando tutti i convalescenti ad andare a donare plasma e questo è una cosa che però ci chiediamo, visto che già da gennaio c'era l'allarme sul poco personale nei centri trasfusionali, adesso che riprendono gli interventi, la normale sanità che servirà molto più sangue, come si fa a gestire una massa del genere, sia i donatori normali che tornano a donare in massa e sia questi che doneranno plasma? Ma guardi, sono 3.500, sono 10 ULS, sono 350 ULS, vuoto per pieno. 350 bisogna programmarsi, però non è che arriva un esercito di persone. Alcuni considerate che c'è una quota che ha già donato e quindi noi abbiamo già in magazzino nelle emoteche il sangue, le sacche di alcuni donatori e ovviamente noi consideri che rispetto allo scenario di prima ci sono sto migliaio di dipendenti in più che comunque possiamo destinare e questo dipende dai direttori generali che giustamente come dice lei devono programmare noi abbiamo chiesto ai direttori che programmino la raccolta. Ha assolutamente ragione su questo, però insomma penso che riusciamo a risolvere anche questo problema. Prego. Forris, se no saltato qualcuno che è nascosto. Buongiorno Presidente. Ciao. Io le chiederei questo. Anche oggi, secondo i dati che ha reso noto, c'è un aumento dei positivi e una diminuzione delle terapie intensive. C'è una teoria che viene portata avanti da un ricercatore abbastanza noto a livello internazionale che si chiama Giuseppe Remuzzi, che è un direttore di un istituto di ricerche farmacologiche lombarde, che sostiene che il virus stia perdendo forza durante le mutazioni di questi mesi. È una cosa che risulta anche secondo il comitato scientifico della regione. Posso dire una roba che magari farà incazzare qualcuno? Se perde forza vuol dire che è artificiale. Ragionateci sopra. Perché un virus in natura non perde forza con questa velocità. Se perde forza, probabilmente potrebbe essere allora un virus artificiale. Noi notiamo che come si può dire, la fase endemica, la fase quella del contagio, quello forte, è una fase meno importante e meno rappresentata oggi. Sono le temperature, sono il virus che è un virus che si è spompato, magari se ne va definitivamente non abbiamo neanche la recidiva autunnale, magari, però effettivamente io, se volete che vi dica la mia personale opinione, ma non di scienziato, io sono d'accordo con questo scienziato. Si è scritto molto su questa storia del virus che se ne va velocemente e se se ne va tanto velocemente secondo me di artificiale c'è qualcosa di mezzo. Emiliano. Presidente, ho un po' di confusione, buongiorno, perché ascoltando gli studi e la fotografia di Crisanti sappiamo che i bambini, insomma, in teoria sono quelli più resistenti e non a caso si sta facendo anche proprio con l'assessore e ci sono qui oggi le insegnanti a testimoniarlo, un percorso per la riapertura. Arriva un'ANSA ieri sera da parte di Rezza, dell'IS, che dice tutto il contrario, attenzione, si possono infettare i bambini, hanno la carica virale, possono contagiare. Questo appunto vanificherebbe tutto il lavoro fatto oggi e qui si parla di IS. Noi alla fin fine non sappiamo mai tra questi scontri di scienziati chi seguire. Le chiedo se da parte ma guardi, sua... mentre loro si scontrano noi dobbiamo lavorare a risolvere i problemi, punto. Nel senso che il professor Crisanti è stato chiaro, dice ancora non si riesce a capire come mai i bimbi e i 0-6 in particolar modo in famiglie con contagiati non si siano contagiati. Dice facciamo una mappatura del genoma, verifichiamo tutta la loro storia personale proprio per capire. Ieri vi ho letto la lettera del bambino di Sinigaglia che dice io mi sono messo in fila a 7 anni per dare anche il mio sangue a Vo, no?
Allora, se il professor Crisanti, che non è l'ultimo arrivato, che è un luminare, ci dice che bisogna capire nel genoma cosa sta accadendo, se c'è qualcun altro che ha già visto il genoma, porterà degli studi scientifici, cosa volete che vi dica? Sì, per chiudere invece in velocità... Di certo abbiamo avuto uno spaccato del mondo scientifico, ragazzi, che oggi se ti fanno una puntura li guardi bene negli occhi per capire se te la fanno dalla parte giusta. È per quello che io lo chiedo, perché sono di mezzi bambini ed è un rischio veramente alto. Senta, chiudo in velocità con... Se io facessi dichiarazioni in questa maniera, penso che diffonderei un'inquietudine da paura. Invece la gente ha bisogno di avere informazioni certe, validate scientificamente e che si capisca che il treno ha una rotaia, non ha una serpentina. Dicevo, passo a un altro argomento, è arrivata proprio ieri insomma una chiarifica, insomma alcuni documenti che aprono per le scuole guida, gliel'avevo chiesto in questi giorni, sì, finalmente si è ottenuta anche questa apertura. Grazie. Prego. Diciamo che non è stato un grande sforzo, c'era già scritto. Una domanda sugli osteopati, bene? Sì, all'assessore. Allora la facciamo dopo o la vuoi subito? No, facciamo dopo. Invece un'altra cosa, Presidente, abbiamo parlato delle mascherine, ma qui in Veneto molte aziende mi hanno spiegato che c'è anche il problema dei guanti, Presidente, perché come le mascherine, i guanti li requisiscono la solita protezione civile, quindi queste aziende, molte venete ma anche grosse, cosa hanno fatto? Hanno pagato i guanti in Cina al 60% almeno per poter averle, quindi sono esposti, i guanti vengono requisiti a tutte le dogane, quindi loro sono sotto economicamente, non si sa quando il governo gliele pagherà e purtroppo non riescono a rispondere alle esigenze banalmente anche dei nostri ospedali di richieste dirette. Ovviamente queste aziende sanno perfettamente che non dipende da lei, Presidente, da te, però ovviamente ti dicono dacci una mano a portare avanti anche questo problema, perché noi aziende venete sane, che da 40 anni facciamo sto lavoro, siamo esposti in maniera spaventosa da chiudere l'azienda. Cosa gli diciamo? Diciamo che noi di questo tema, Francesca, ne abbiamo parlato moltissimo. Io ho denunciato, penso da un mese e mezzo, 2 mesi, che saremmo arrivati alla situazione nella quale avremmo avuto la necessità, non avremmo avuto ovviamente il materiale, ma non perché mancasse sul mercato, ma addirittura perché abbiamo creato una condizione per non farlo arrivare questo giro. Allora, a marzo avevamo il materiale che non c'era sui mercati e lo volevamo, adesso c'è, ma non possiamo comprarlo. C'è una roba, è lunare sto discorso. Penso che il governo debba intervenire subito per togliere questa benedetta ordinanza, che è quella che... È l'articolo 6 del decreto 18 già convertito in legge. Quindi cambiare la legge, perché è l'articolo 6 del decreto che è convertito, e quindi è un grosso problema. Speriamo magari che in questa conversione che si farà adesso ci sia qualcuno che si decida di mettere mano a questo articolo. Prego. Antonella Prigioni, per concludere poi faccio un giro di giornali, ci risentiamo al terzo giro. Buongiorno. Ciao Antonella. 2 cose. Nelle interlocuzioni con il governo non c'è la garanzia che il 18 si riapra, da quello che si legge, cioè è ancora nella incertezza più totale, e poi come valuta il fatto che in Germania, che sembrava che il contagio fosse blando, adesso hanno richiuso delle province perché invece ha ripreso. Ma scusate, ce l'avete detto per mesi che la Germania non è il Veneto, no? Adesso noi non siamo la Germania. A me sembra logico, scusate, ce l'avete citato come esempio virtuoso, lo dico a te per dirlo a tutti, come esempio virtuoso rispetto a quelli che non capivano nulla. Adesso loro hanno il problema, non sarà mia colpa nostra. Cioè noi abbiamo avuto fin dall'inizio un percorso diverso, adesso loro hanno il ricontagio e mi spiace, perché comunque guardate, i tedeschi sono dei fratelli per noi. Pensate solo quanto hanno contribuito alla crescita di questo Veneto. Quindi se avessero bisogno, lo dico, noi ci siamo come Veneti, sanità del Veneto c'è. Perché noi a questo punto abbiamo una macchina da Formula 1 e con il virus che se ne va, finisce che sta macchina ci serve per fare qualche scampagnata i weekend, quindi è a disposizione, è una macchina oleata messa a punto che è in grado di dare una mano. Abbiamo anche l'ospedale da campo se serve, glielo mandiamo su, qualsiasi roba. Per quanto riguarda appunto il dialogo con il governo, è sempre incertezza, pur se si legge il 18 maggio. Io spero che
che stasera, come accade sempre sabato sera, compaia il Presidente del Consiglio e ci dica le sue, cioè cosa volete che vi dica? Sarebbe già una bella notizia che dicesse preparatevi perché per il 18 io non scriverò più decreti, però lo si faccia. A me risulta che questo fine settimana, cioè ieri, abbia avuto una relazione del Comitato Tecnico Scientifico rispetto all'andamento dell'ultima settimana e quindi immagino da buon padre di famiglia che il Presidente del Consiglio debba prendere in mano questa relazione e dire al Paese cosa vuol fare, visto e considerato che in occasione delle emergenze, spieghiamolo, queste sono competenze dello Stato ed è bene che sia così, insomma. Se poi vuole un consiglio, io farei un bel decreto, un bel DPCM e dice un articolo solo, si delegano le regioni a fronte della presentazione di un piano alle riaperture, punto, finito l'articolo. Andiamo con le domande dei giornali, cominciamo con la collega Pederiva del Gazzettino che chiede, un secondo solo, abbiate un po' di compassione, la collega Pederiva chiede: il Presidente ci può dire qualcosa sull'andamento del monitoraggio regionale sui 21 indicatori di rischio fissati dal Ministero della Salute? Guardate, sono indicatori che sono, sembra una battaglia navale, però comunque noi ci siamo come Veneto, non abbiamo problemi. Però mi inquieta perché basta un colpo d'aria e finisce che tu sei fuori, cioè, questo è il vero tema. E poi quando sono fissati gli indicatori. Asca News dal MAS, qualche indicazione sui tempi di possibile riapertura di funivie e impianti di risalita? La Regione sosterrà col Governo il loro protocollo? No, ma noi sosteniamo la riapertura di tutto. Cioè noi non abbiamo più distinzione di codici Ateco o di altre menate del genere. Secondo noi, nel rispetto ovviamente dei temi sanitari e ovviamente delle indicazioni del mondo scientifico, siamo per provare a riaprire tutto. Ma così la pensano anche i miei colleghi governatori. Erle Giornale di Vicenza, alla Regione è giunta una bozza di linee guida INAIL sulle riaperture di ristoranti e altre attività? Se sì, che giudizio ne dà? A me non risulta, al momento. Non è arrivato nulla. Cesarano pone un tema invece che evidentemente riguarda i patentati o neopatentati. È giunta una domanda in redazione: un figlio in possesso di foglio rosa può fare le guide col genitore a fianco? Sì. E anche senza mascherina. E anche senza mascherina perché è un congiunto. Risposta. Facciamo i complimenti a Cesarano che il tempo passa e la figlia sta facendo la patente. Sono veramente passati tanti anni. Era una mail che è arrivata della sì, c'è anche l'originale. È comunque un'occasione per salutare Cesarano. Non c'era interesse privato. Più di qualche proprietario di seconde case chiede, dice Domenico Basso, direttore di TVA, se sia possibile fermarsi, come dicevamo ieri, in caso di lavori più lunghi, più di una giornata. Lei pensa di modificare l'ordinanza in questo senso? No. Nel senso che non è il limite oltre il quale non riusciamo ad andare perché ci cade l'ordinanza. Nicolussi Moro, Corriere del Veneto. A Padova cominciano ad aprire negozi di calze, gioiellerie, abbigliamento non da bambini. La gente consuma gelato, caffè e brioche per strada, sulle panchine, sotto gli occhi dei vigili. Tanti portano la mascherina sotto il naso, nessuno ha i guanti. Forse gli scienziati hanno ragione a non fidarsi di noi. Ma che gli scienziati abbiano sempre ragione, c'ho qualche dubbio. Sul fatto che accadano queste cose sono attività che non debbono, come si può dire, sono comportamenti che non sono assolutamente in linea con quei comportamenti che si debbono avere, l'uso della mascherina, i guanti o l'igienizzazione. Non vi aggiungo altro, non so niente di queste attività aperte, che poi siano aperte con i vigili che vedono lo trovo anche strano, appunto. Ma non so nulla, lo sento adesso. Michele Borrera, Radio Conegliano, e finiamo il primo giro, un commento alla proposta di tutti i partiti di istituire nel giorno del 20 febbraio la giornata dei camici bianchi. Ma io penso di sì, ma io addirittura, guardate, in tempi non sospetti ho proposto una giornata in memoria di tutti coloro che hanno perso la vita, che è un tema assolutamente
toccante e importante per questo Paese. Potremmo mettere assieme le due cose, ma comunque guardate, io penso che sia giusto ricordare chi ha perso la vita e chi ha lavorato per salvare delle vite umane, punto. Da destra verso sinistra, mani alzate, solo Filippo. Prego Filippo. Io ho due ordini di domande, o meglio due domande. La prima, torno sulle mascherine perché abbiamo appreso che la norma che prevede la confisca di questi prodotti alle dogane è addirittura legge, quindi siamo oltre il decreto, da una parte. Dall'altra c'è un prezzo fisso, un prezzo contingentato. Mi sembra che così il problema sia difficilmente solubile se non si modificano i fattori. Allora, in attesa che succeda qualcosa, non è ipotizzabile da parte della Regione una iniezione di questi articoli? In questa fase non riusciamo. Non riusciamo, ma guardate, è un assurdo che ci si debba preoccupare di fare queste operazioni quando le mascherine sarebbero sul mercato, basterebbe lasciare il mercato libero. Ma però c'è anche da dire una cosa, che il governo ha dichiarato di aver fatto un accordo, anzi il commissario di aver fatto un accordo, il dottor Arcuri di aver fatto un accordo per, se non ho capito male, 60 milioni di mascherine al giorno. Immagino arriveranno anche queste a questo punto, no? Ecco, l'altra domanda invece riguarda la questione elettorale. Sappiamo che lei è un fautore della data di luglio. Incallito. Ecco, a noi risulta, tant'è che l'abbiamo scritto e non è stato smentito, che in un'assemblea indetta mercoledì da Matteo Salvini con i parlamentari della Lega, lo stesso Salvini abbia indicato come data elettorale ottobre e che nell'ambito della discussione nessun parlamentare della Lega Veneto, e non sono pochi, sono più di 30, abbia obiettato qualcosa, cioè abbia sostenuto la sua tesi di luglio. E qua verrebbe da commentare che con degli amici così non si ha bisogno di nemici in Parlamento. No, guarda, allora, ti dico la verità, ho letto anch'io il tuo pezzo. Prima roba, non ne so nulla di questa riunione, oggettivamente non ho parlato con nessuno, che è legittimo che il segretario riunisca i parlamentari. E il tema delle elezioni è un tema che può avere una visione nazionale, che è quella di un segretario che vede un po', se chiedete a me qual è la situazione nelle Marche che andranno al voto piuttosto che della campagna o altro, non ve lo so dire. Io vi dico che la visione che ho del Veneto, e peraltro è condivisa dagli altri governatori all'unanimità, perché abbiamo presentato anche un emendamento come conferenza delle regioni, va in questa direzione. Guardate, io ieri ho fatto appello al Presidente della Repubblica, perché non per sfida, assolutamente, ci mancherebbe, però penso che sia fondamentale dire che sarebbe difficile, partiamo da dati ufficiali e tecnici, si è fatto saltare la possibilità di votare a luglio perché si dice che il Ministero della Salute abbia dato diniego secondo dei pareri. Io ho chiesto il parere, non me l'hanno ancora inviato, è già passato un mese. E quando vedrò il parere, leggendolo, mi domanderò sicuramente, ma come può essere che il 18 maggio si apre tutto, ci sono aziende aperte, bar, ristoranti e tutto, e dopo 2 mesi tu non puoi andare a votare? Peraltro in un contesto nel quale il distanziamento sociale, il divieto di assembramento c'è per legge. Cioè chi è che andrebbe a fare una sagra in un seggio elettorale? Nessuno. Ci sono addirittura le forze di polizia che stanno lì a controllare che sia l'ambiente sia il più tranquillo possibile. Per cui guardate, io penso che sia un'ottima occasione di mostrare ai cittadini che loro siano protagonisti, e a luglio c'è modo di andare a votare. La penso io così, la pensa Totti, la pensa De Luca, Emiliano, insomma Cerisciuoli, tutti, insomma. Tant'è vero che la conferenza dei presidenti ha presentato questo. Non conosco la posizione di questa riunione, però dico anche se fosse così, è rappresentata dal fatto che il segretario possa assolutamente, nel pieno
nel pieno delle sue funzioni e legittimamente aver fatto una considerazione guardando dall'alto le 6 regioni che vanno al voto. Di certo Salvini ha sempre detto che il Veneto merita andare al voto subito, questa è una dichiarazione sua. Altre domande? C'era Fois che si era prenotato e poi una signorina non giornalista ma la facciamo la Mi è venuto in mente, Presidente, perché prima citava una fotografia di un imbarcadero a Venezia e credo proprio da quelle parti, credo fosse il Lido. Ieri c'è stato un episodio abbastanza significativo, nel senso che un battello che stava riportando dei pendolari che dovevano andare verso Cavallino, Treporti e Jesolo non è potuto partire perché c'erano 13 persone in più, sembra, rispetto al numero di persone che adesso possono stare in vaporetto. Sono dovuti arrivare i carabinieri, è rimasto fermo per 40 minuti. Da questo punto di vista, tra poco, con nuove aperture, chiaramente il problema si ripresenterà aumentato. Qualcuno dice che bisognerebbe rivedere anche le distanze a cui si possono sedere i passeggeri. Se fanno una petizione sono il primo a firmarla. Me lo dico perché a far regole poi si muore di regole. Ce l'abbiamo già viste queste storie qua. Non le abbiamo fatte noi queste regole. La signora, che credo sia un'educatrice della scuola presente. Buongiorno. Buongiorno Presidente. Io non ho una domanda da farle, ma ho un piacere da chiederle a nome dei bambini con cui sto parlando in questi giorni, perché noi come educatrici abbiamo scelto di rimanere in contatto con i nostri bambini. Molti di loro, essendo la fascia nostra 0-6, non hanno la capacità di comprendere a fondo quello che sta accadendo e alcuni si sono detti preoccupati perché sono convinti di essere a casa da scuola perché hanno combinato qualche malanno. Non sto scherzando. Chi ha il sospetto il difetto? Può anche essere, però alcune mamme si sono dette preoccupate perché questi bimbi non riescono a capire che tutte le scuole sono chiuse e che se pensano di vivere questa cosa proprio come se fosse colpa loro. Quindi magari si può dichiarare e dire a tutti i bambini che effettivamente loro devono stare tranquilli, possono stare tranquilli, che le scuole comunque riapriranno, per adesso sono tutte chiuse. Guarda, io ti ringrazio. Io ho più sostenitori tra i bimbi che tra gli adulti. Appunto per quello le volevo chiedere. So che molti addirittura litigano per assistere, per avere la TV accesa a quest'ora. No, io dico ai bambini che tanto sono stati i veri protagonisti di questa tragedia e sono stati bravissimi i bambini. E quei bambini delle scuole elementari, dell'asilo, sono stati bravissimi perché hanno rispettato le regole. Penso ormai un migliaio di disegni, cioè una roba allucinante quanti disegni ci hanno mandato. Belli, tutti belli. E quindi i bimbi sono stati bravi e loro non sono in casa perché c'è una punizione, sono in casa perché sono stati bravi e perché con il loro sacrificio stanno difendendo gli adulti e in alcuni casi stanno salvando la vita ai nonni e alle nonne. Questo è quello che stanno facendo i bambini. I bambini sono i veri eroi di questa tragedia. I bambini e i ragazzi, che sono quelli che più hanno rispettato le regole, sono quelli che poi mi mandano anche le foto di quelli che al supermercato vanno senza mascherina. Quindi niente paura ai bambini. È una rassicurazione anche per noi, se ci può garantire che potremo tornare Voi siete state cattive, dovete stare in casa. No, però in realtà vorremmo uscire e vorremmo poter tornare al nostro lavoro. Io so quanto amiate voi il vostro lavoro e prova ne sia anche da questa espressione, da questa domanda. Pensate che queste operatrici magari il sabato mattina avrebbero anche qualcos'altro da fare nella vita piuttosto che venire qua a presentare giustamente le loro ragioni, che non sono problemi individuali, sono problemi della collettività, e voi vi occupate di quello che è la parte migliore della nostra società, no? È il nostro futuro. Sì, esatto. E penso che noi vi siamo a fianco, però con tutti i limiti che abbiamo, che sono quelli di non avere un'autonomia decisionale rispetto a voi, della delicatezza del mondo che rappresentate. Guarda, voi non avete neanche un'idea di quante volte abbiamo parlato e ragionato con gli assessori di poter fare un'ordinanza e poi ci fermiamo sempre alla firma perché dico vabbè, e poi se succede qualcosa abbiamo la responsabilità della vita dei bimbi e degli operatori. Se il governo ci desse una mano, che ci fa, non dico una liberatoria, ma che ci sia un parere di natura scientifica, magari potremmo già iniziare a scrivere qualcosa su qualche ordinanza. Però è una tragedia. Sì, per le famiglie, per tutti.
Le famiglie non ne parliamo. Esatto. Grazie. Prego, grazie a voi. E lascerei la parola all'assessore Lazzarini Grazie, buongiorno. Ci vediamo domani. E invitiamo anche tutti i bimbi domani perché ci sono i pulcini, c'è una novità sui pulcini. La domanda della collega Grazie. riguardava, mi pare, gli osteopati, vero Carollo? Sì. L'attività degli osteopati. È molto complesso, nel senso gli osteopati sono compresi in un codice ateco, quindi in teoria potrebbero lavorare per altri motivi. Cioè la loro situazione non è chiara. Ovviamente loro vorrebbero appunto un po' di chiarezza, vorrebbero poter lavorare come ad esempio succede negli studi di fisioterapia, quindi chiedono a lei se può dare una mano, fare chiarezza e capire in che ambito possono muoversi. Ma noi allora loro, come ricordava, possono lavorare, no? E come io prima ho incontrato i dentisti, anche loro possono lavorare, ma con tutte le difficoltà e anche sicuramente con la diffidenza delle persone, insomma, che è un po' spaventata. Allora noi quello che possiamo fare è quello di cercare di vedere se riusciamo a dare qualche messaggio che vada in questa direzione. Dopodiché queste sono tutte quelle categorie che oggi, per quanto ci riguarda, con le precauzioni, con l'utilizzo di DPI, con il momento appunto anche degli ambulatori e quindi delle sale d'attesa e quant'altro, con quindi l'appuntamento, il distanziamento, lo possono fare. Quello che possiamo noi dire e fare è quello, insomma, di dare indicazioni in questo senso. Quindi comunque possono lavorare? Loro sono quelle categorie che oggi sono autorizzate a lavorare. Ok, grazie mille. Se posso, Carlo, no. Sì, prego. No, volevo solo... Non andatevene, perché ne approfittiamo della presenza dell'assessore Bottacci, visto che avete le cronache aperte, per la valanga di Cortina vi deve dare un aggiornamento. Sì, no, rispetto al personale, visto che avete fatto la domanda, c'era la TGR che ha fatto la domanda sulle assunzioni del personale, no? Poi nel pomeriggio vi mandiamo, Carlo, me lo mandano l'aggiornamento, però l'aggiornamento che noi avevamo al 34, quindi a fine aprile, quindi 8 giorni fa, era di 1044 nuove assunzioni, suddivisi tra operatori sociosanitari, infermieri e medici. Sono tutte a tempo Indeterminato. Abbiamo la settimana scorsa, il 4, c'è stata una nuova crite, perché noi nel frattempo abbiamo, dando indicazioni e quant'altro, abbiamo detto a tutti i direttori generali: chiedete se avete bisogno di ulteriore personale, e nella crite di lunedì 4 maggio sono state chieste quindi assunzioni nuove di personale, e Azienda Zero sta già mandando avanti 3 avvisi per 105 assistenti sanitari, 105 tecnici di laboratorio e 10 medici di malattie infettive che scadono il 13 di maggio. A seguito della crite del 4 di maggio, quindi lunedì, le aziende sanitarie tutte hanno chiesto ulteriore personale e quindi sono stati indetti avvisi da parte di Azienda Zero per 105 assistenti sanitari, 105 tecnici di laboratorio, e quindi rispondiamo anche al discorso dei laboratori trasfusionali e quant'altro, 10 medici di malattie infettive. Il bando scade il 13 di maggio, quindi si vanno a sommare a quelli che abbiamo già detto, i 1044, e questi sono a tempo determinato, quindi questi 210, 220 persone in totale sono a tempo determinato. Più Scusi che le chiedo, il bando scade significa che hanno tempo fino al 13 di maggio per richiedere? Sì, okay. Per fare la domanda in Azienda Zero, e poi quindi possono subito andare all'interno delle aziende. La spesa complessiva è di circa 35 milioni in più fino ad oggi per quanto riguarda il personale, quindi noi con questi andremo a 1300 circa assunzioni nuove fatte. A partire da subito, da quando voglio dire, di 1300 sono partiti la prima settimana, secondo me i primi di marzo, cioè subito dopo il 21 abbiamo subito dato i primi 400 assunzioni in più, poi c'è stata un'altra crisi, adesso questo, quindi secondo me dai primi di marzo.
Sì, ho una domanda che mi arriva dalla redazione di Treviso, perché oggi c'è stata una presa di posizione da parte del segretario generale della Filcams CGIL di Treviso, Alberto Irone, sui tamponi controlli a commessi e personale non sanitario delle farmacie, che chiedono di essere sottoposti a più controlli. Sono comunque lavoratori in prima linea che non si sentono tutelati. Cioè, ma non ho capito, la presa di posizione è perché non sono stati fatti nello screening successivo? Non sono stati fatti, dicono a Allora, commessi e personale non sanitario. Allora, noi avevamo dato indicazioni, quindi al limite se abbiamo il nominativo, insomma la zona eccetera, andiamo a fare una verifica, perché noi abbiamo proprio dato indicazione alle aziende sanitarie di farlo al farmacista, ma a tutti i collaboratori dei farmacisti, insomma adesso c'è anche il farmacista qui, penso che qua sia è successo. È il segretario, io riportavo quello che dice il segretario generale della CGIL. Andremo a verificare allora se ci sono situazioni, perché effettivamente l'indicazione che noi abbiamo detto, ma anche perché ha una sua logica, perché se all'interno di una farmacia chi ha contatto col pubblico sono 3-4 persone, comprese anche insomma gli assistenti eccetera, è giusto che lo screening sia su tutti. Bene, grazie all'assessore Bortacin per comunicare che la valanga di Cortina è in corso le operazioni di soccorso alpino e protezione civile, così i colleghi delle cronache li possiamo aggiornare subito. Allora, è appena rientrata in questo momento la squadra di Cortina, del soccorso alpino della stazione di Cortina, dopo aver concluso l'intervento che c'è stato questa mattina a seguito di una scarica di neve sulla Tofana di Rozes a Cortina, che ha investito una persona, erano 2 fratelli, e purtroppo una persona è deceduta, quindi è stata recuperata una persona deceduta, l'altra persona invece è rimasta illesa. Sono in corso altri interventi da parte del soccorso alpino in Marmolada, in Comelico, in altre zone della provincia di Belluno, e ovviamente l'invito è sempre lo stesso, quello di fare particolare attenzione. Siamo in un periodo in cui alzandosi le temperature ovviamente il rischio è sempre dietro l'angolo di possibilità dovuti sia a scariche di roccia che a scariche di neve, quindi insomma massima attenzione. Comunque purtroppo devo comunicare un decesso. Assessore, sono residenti? Allora, siccome non è ancora stato comunicato ai familiari, ancorché fossero fratelli, quindi uno dei 2 ovviamente lo ha saputo in tempo reale, però comunque sono persone della provincia di Belluno. E l'età, può dire? Sì. Può dire l'età? 22-23 anni. No, il deceduto ha questa età, l'altro invece aveva qualche anno in più. Ha qualche anno in più. Bene colleghi, grazie, con questo aggiornamento chiudiamo oggi. Queste erano le notizie dalla conferenza stampa di Luca Zaia, ma avete sentito anche l'ingresso della cronaca nel punto stampa sul Covid-19. Quindi la notizia che ha appena dato l'assessore Bottacin è quella di frequenti scariche di valanghe, neve e sassi in alta montagna. Parliamo di quote abbastanza alte dovute all'innalzamento repentino delle temperature di queste ultime ore, quindi il consiglio che è stato dato dalla Regione, che naturalmente ribadiamo anche noi, massima attenzione, se si può evitare in questi giorni di esporsi a rischi in più con questo periodo già di difficoltà, insomma sarebbe cosa buona per tutti. Naturalmente le passeggiate sono consentite, l'attività sportiva è consentita, i rischi vanno valutati soprattutto in questo momento in cui la neve si sta sciogliendo. C'è stato un morto sulla Tofana di Rozes sopra Cortina, un ragazzo di 22 anni è stato travolto da una scarica di neve, il fratello che era lì vicino è rimasto invece illeso. Si saprà nel corso della giornata poi l'identità della persona. Ci sono però altre valanghe, altri problemi in corso sia in Marmolada che in Comelico, così ha comunicato l'assessore. Ve ne daremo conto nel proseguio delle nostre fasce di informazione. Allora, noi ricapitoliamo i dati che sono arrivati nel frattempo dall'azienda Zero della Regione Veneto. Andiamo a rivederli per fare chiarezza. A oggi, dall'inizio dell'emergenza, sono 18.671 i casi positivi in Veneto, sono 22 in più
rispetto all'ultima rilevazione, che è quella di ieri sera. In realtà i casi attualmente positivi sono 5.877, mentre le persone che hanno perso la vita con il coronavirus negli ospedali e nelle altre strutture, quindi case di riposo del Veneto, sono 1.643. I negativizzati sono addirittura 11.151, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 5.163. Scendiamo nella parte centrale della tabella, che è molto importante, che è nuova come definizione. Vedete che sono due tabelle separate. Nella prima parte vediamo tutti gli ospedali e i pazienti che sono attualmente positivi in area non critica e quelli in terapia intensiva, i dimessi e i decessi. I ricoverati positivi sono 435, cui vanno però sommati i ricoverati negativizzati, ovvero persone che sono negativi al tampone. Il numero complessivo è di 744 ricoverati fra positivi attualmente e negativizzati, ovvero persone risultate negative ai tamponi successivi. In questo momento le terapie intensive occupate da persone positive sono 40, cui vanno sommati 38 che impegnano terapie intensive negativizzati, quindi abbiamo 78 terapie intensive complessivamente impegnate. È un dato che scende ogni giorno, infatti vedete nella seconda parte della tabella sono 11 meno sono 11 in meno i ricoverati in area non critica e sono 2 in meno le terapie intensive impegnate. Sono 2 in più i decessi negli ospedali, che portano il numero delle persone che hanno perso la vita a 1252. L'ultima parte della tabella è comunque molto interessante, molto importante, perché ci parla delle strutture territoriali, quindi le strutture come gli ospedali di comunità che sono state riaperte o attivate con percorsi Covid per chi viene dimesso dall'ospedale. Abbiamo in questo momento 119 complessivi fra positivi e negativizzati, pazienti ricoverati in questi ospedali, vediamo Belluno, Agordo, Castelfranco, ma anche Montagnana, Marostica, Campo San Piero, sono tutti ospedali di comunità, quasi tutti del Veneto. Dimessi sono 210 e i decessi negli ospedali di questo tipo dall'inizio dell'emergenza sono 21. Le variazioni rispetto a ieri sono 2 ricoverati e 0 decessi, quindi nessun decesso in questo genere di strutture. Torniamo in studio, abbiamo sentito molte novità da Zaia, abbiamo visto i dati che ci arrivano dal Veneto, abbiamo anche sentito le novità di cronaca, tutti i consigli, tutte le informazioni da parte della Regione. Adesso noi torniamo a Padova perché sono stati riaperti in sostanza reparti ambulatori dell'ospedale. Noi siamo andati a sentire cosa ne pensano i visitatori e i pazienti. Qua all'ingresso la temperatura, il disinfettante, poi ti indirizzano loro, se devi addirittura aspettare molto ti fanno uscire perché è giusto così, ovvio. Non c'è confusione, bisogna fare le file tranquillamente, aspettare come in tutto il resto del mondo. È più organizzato perché stanno, come si può dire, stanno dilazionando molto le visite. Normale, diciamo, ecco, le persone prendono le distanze. Non ha dovuto aspettare molto? No, assolutamente. Io sono già 2 o 3 volte che vengo e a parte oggi qualche ritardo, ma organizzati bene. Sì. Lei arriva su prenotazione, non deve aspettare molto, non ha aspettato molto in questi giorni? Oggi sì, ma penso per altri problemi, se no normalmente no, niente di cui lamentare. Sì, organizzatissima. Quindi è soddisfatta, diciamo? Sì, a posto. Era da molto che aveva prenotato? No. Quasi normale, diciamo. Siamo andati negli ambulatori, per cui sì, il distanziamento normale. Per cui caos. Molto gentili gli infermieri ho trovato. Questo qui è una nota molto positiva. Che ci sia in futuro meno richiesta di sanità, perché dobbiamo accettare l'invecchiamento dell'aspetto. Cioè, io ho 72 anni e certi acciacchi sono dovuti ai miei 72 anni. È inutile che vada dal medico, che faccia gli esami, dobbiamo accettare. Questa era una presa di posizione, insomma, comprensibile anche da parte di una persona di una certa età. Cambiamo argomento, andiamo a sentire invece cosa ci hanno detto i baristi, in questo caso del centro storico di Bassano, sulla situazione che stanno vivendo.
È una scommessa, in realtà. Non ci sono regole precise, c'è un po' di confusione. Domani partiremo con il take away, proprio nel senso letterale, cioè prendi e vai, non si può consumare nel Platiatico adiacente né all'esterno del locale, bensì camminando. Stiamo andando a tentoni, a tentativi, perché non riusciamo a capire quale sarà la risposta del pubblico dopo questi mesi. Non ci sono i 10 comandamenti, ci sono dei consigli, delle ristrettezze, delle cose da seguire, non c'è una data certa, non si sa. C'è un po' di diffidenza, un po' di tutto, dai. Quindi è vero che è un take away, ma in realtà non si lavora lo stesso? Beh, dovendo affrontare un'iniziale spesa per metterci parzialmente in regola, almeno con gel, guanti, mascherine, un budget iniziale di spesa ce l'abbiamo. Solo per recuperare quello, finora non l'abbiamo fatto. Ultimamente si è un po' ripreso un po' di più, si lavora più al mattino perché la gente si muove forse un po' di più, il pomeriggio è un po' tranquillo. Ovviamente dimentichiamoci i temi passati. Speriamo che aprendo adesso dal lunedì prossimo, dal 18, gli altri negozi, se c'è un po' più di movimento, quello speriamo sì, dai. Vorremmo capire come si muove anche il comune col discorso dei plateatici e in base a quello creeremo il tutto. C'è ancora tantissima confusione sia dalla parte del comune che anche da parte delle associazioni, per cui c'è sta confusione che non ci dà maniera di poter muoverci. Rimaniamo su questo argomento, ma andiamo a vedere invece a Vicenza cosa è successo, perché è nata una nuova associazione. Senza certezze, abbandonati. Quale folle imprenditore può riaprire in queste condizioni? Con queste regole il fallimento assicurato. Queste sono tutte le nuvolette che ci compaiono di notte quando dormiamo in questi giorni. Sono tutte le nostre preoccupazioni, sono tutti i nostri pensieri. Gli incubi dei commercianti nella fase che dovrebbe essere di ripresa, ma che al momento ripresa non è e soprattutto non fa sperare niente di buono in futuro. 200 esercizi commerciali si sono associati in una nuova realtà, Guia, gestori uniti indipendenti, per cercare di contare di più, di far arrivare a chi di dovere l'urlo di disperazione di chi teme seriamente di chiudere l'attività per sempre. I provvedimenti sanitari, pur necessari, vanno calibrati sulle dimensioni dei singoli esercizi, denunciano, e soprattutto ci taglino le tasse. Oggi non abbiamo liquidità. Se non abbiamo liquidità per lavorare, come pensiamo di poterle pagare se ce le spostate? Abbiamo bisogno di tagli delle bollette, abbiamo bisogno di regolamentazioni chiare e decise per l'igienizzazione e la sanificazione, che in una paventata possibilità che il 18 maggio noi riapriamo, in che modo? Non possono liquidare tutto con un articolo e un decreto legge. Cioè devono venire a parlarci, devono uscire dal Parlamento e venire da noi. Ce le abbiamo già le soluzioni. Massima sicurezza. Le persone vogliono uscire di casa, vogliono venire qui. Aprire per chi? I musei sono chiusi, le scuole sono chiuse. Per chi riapriamo? Per pagare le tasse? Ma come possiamo pagare le tasse? Una domanda lecita da parte di un comparto che si fa molti interrogativi in questo periodo. Le grandi difficoltà dei commercianti, degli esercenti sono all'ordine del giorno. Tutte le nostre redazioni se ne stanno occupando, stiamo ricevendo anche moltissime richieste da parte di baristi, ristoratori, tutte categorie che rischiano davvero di perdere gran parte dei propri attori se questa chiusura durerà fino al 1° giugno, come pare che sia. Si spera in un anticipo delle riaperture che comunque, come ha detto anche il Presidente Luca Zaia, potrebbero non essere del tutto incisive se dovessero rimanere le regole, le imposizioni. I ristoranti con tavoli a grande distanza potrebbero rivelarsi quantomeno inefficaci nell'appeal verso i clienti, quindi tutta una situazione in divenire molto molto complessa. Si aspettano risposte che speriamo arrivino, speriamo per tutto il tessuto produttivo e anche sociale del Veneto, perché come abbiamo visto questa è un'emergenza che è partita come sanitaria ma che ormai è diventata soprattutto emergenza sociale ed economica per tutto il Veneto. Noi siamo quasi in chiusura, vi ricordiamo che questo pomeriggio ci sarà come sempre la nostra fascia di mantenimento fisico, di tempo libero, quindi tai chi, quindi ginnastica dolce, zumba e tutto quello che può servire per rimanere un po' in forma, perché sì, si può uscire a fare le passeggiate, ma insomma è sempre bene limitare le uscite anche in questo periodo. Poi
alle 17:20 il Rosario, come tutti i giorni, dalla Basilica del Santo a Padova, e alle 18 la Santa Messa, sempre in diretta dal Santo di Padova. Poi torniamo con la nostra informazione con tutte le notizie dal territorio e vi accompagniamo fino a questa sera, sempre con tutte le informazioni sull'emergenza coronavirus in Veneto. Per il momento è tutto, facciamo una breve pausa, poi torniamo con la nostra informazione, restate con noi.